Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Nel primo covo di Matteo Messina Denaro, perquisito dai ROS, i carabinieri hanno trovato anche un poster con il volto del padrino, quello interpretato nell'omonimo film di Marlon Brando. L'immagine è uno stampato con in primo piano il personaggio di Don Vito Corleone. Intanto ieri è stato scoperto, a quanto pare, a seguito di una soffiata, il terzo covo del boss. Si tratta di un appartamento sempre a Campobello di Mazara, nel Trapanese, che sarebbe risultato però vuoto. È morto dopo essere stato appena dimesso dall'ospedale, vittima un uomo malato di tumore. La vicenda ha avuto luogo ieri mattina a Palermo. Il paziente era stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale Cervello, aveva effettuato una visita medica e un cambio di terapia, è giunto a casa e deceduto. I familiari hanno allertato i carabinieri che adesso indagano su quanto accaduto. Brucia ancora la nave traghetto Superba. I vigili del fuoco continuano a lavorare nel natante che da sabato sera si trova nella banchina Santa Lucia del porto di Palermo dopo un vasto incendio. L'unica zona al centro degli interventi è il garage, dove ci sono tutti i mezzi posteggiati. Lì i pompieri non sono riusciti a entrare perché la temperatura è ancora alta e in questi giorni si sono innescati nuovi focolai. Sarà necessario ancora qualche giorno prima di poter ultimare le operazioni e mettere in sicurezza il traghetto. Poi sarà la volta della conta dei danni, che si preannunciano ingenti. E passiamo al Covid con un nuovo monitoraggio del Dipartimento ASOE. Nella settimana dal 9 al 15 gennaio si è registrato in Sicilia un calo delle nuove infezioni in linea con la tendenza nazionale. I nuovi positivi sono stati il 33,1% in meno rispetto alla settimana precedente, con un'incidenza di 158 per 100.000 abitanti. I tassi più elevati rispetto alla media regionale sono stati osservati nelle province di Palermo, Agrigento e Siracusa. Anche le nuove ospedalizzazioni sono risultati in lieve calo, più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 12.